precisa in qualche modo anche la vicenda dello sviluppo in Sardegna, fatta a una scuola di formazione cattolica Oristano, dove Carlo tenta, come dice l'autoressa Forma nell'introduzione del pezzo, di trovare una legge generale alla correzione dello sviluppo, al nuovo tempo dello sviluppo. E linea generale, che poi è quella che è oggi di moda, diciamo, che è in atto oggi, cioè uscire dal sviluppo esterno, esogeno, come veniva chiamato, come viene chiamato anche oggi, per entrare dentro una dimensione di sviluppo autocentrato, di sviluppo endogeno, di sviluppo fondato sulle nostre energie, sui nostri capitali, sulla nostra forza lavoro, sulla nostra intelligenza. È quello che sta cercando di fare oggi. È molto di moda oggi, anzi direi che si parla solo di sviluppo locale, poi cosa sia questo sviluppo locale, bene, nessuno ce l'ha detto ancora, però speriamo che le cose funzionino. Cosa c'è di diverso rispetto al tempo di allora? Il diverso c'è che nessuno ci ha descritto, ci ha spiegato il quadro generale. Ci sono tante cose, ci sono iniziative, tavoli provinciali, laboratori, iniziative come questa del corto d'appello, ci sono tantissime cose, ma l'idea fondamentale, generale, la linea guida per la quale noi lavoreremmo per lo sviluppo non ce l'ha detta nessuno, neanche il Presidente della Regione. Per cui navighiamo un po' a vista, con spallate quotidiane, sulla riconversione dell'agricoltura, sulle riconversioni industriali, sul sviluppo turistico, su tutto quello che volete voi, cioè su questo panorama così complesso, incerto e sfuggente che è l'economia della Sardegna. Con un gap crescente, con una distanza crescente tra la norma e l'indirizzo generale della regione e i codici locali, i codici normativi, quelli che alcuni economisti moderni e premi Nobel dell'economia dichiarano essere uno degli elementi centrali dello sviluppo, cioè la sempre minore il dover creare delle condizioni per cui i costi di transazione, cioè i rapporti per fare un'industria, per fare un'azienda agricola, per creare un'impresa di qualsiasi genere, si riducono al minimo, cioè uno sappia con certezza qual è l'orizzonte nel quale si colloca la propria iniziativa, si muova come imprenditore in quell'orizzonte, sa che può fare quelle cose, sa che può guadagnare e che può approfittare di quell'iniziativa, sa cos'è il lavoro, sa cos'è la cultura, sa cos'è la formazione, sa tutto. E oggi questo non c'è. Non c'è neanche la partecipazione alle scelte. E Carlos insiste molto su questo elemento, descrivendo con molta attenzione, con molto rigore, sia l'andamento dell'agricoltura, sia l'andamento dell'industria, sia l'andamento del terziario. Foro Antonello è stato richiamato anche da Fausto, da anni cura la parte dell'economia importante anche per voi, che è quella di come far atterrare nelle zone interne un'attività turistica moderna. Ma se uno dovesse chiedersi, e qui siamo in molti probabilmente a chiederci qual è il nostro orizzonte, qual è la dimensione dell'economia sarda, qual è il pensiero reale del Presidente del Consiglio regionale in ordine a questo, probabilmente non lo sapremo. Non sapremo dare una risposta concreta. E quindi emerge dalle letture di Carlos l'esigenza che qualcuno si faccia carico di in qualche modo riprendere questo tema dello sviluppo, uscire
chiamiamola così, dell'interpretazione. Uscire dalle intuizioni improvvisate e darci una visione di carattere generale. Citerei per tutti questi fatti il capitolo della conoscenza, che è uno dei cavalli di battaglia del nostro Presidente, sul quale io ho sempre molta fiducia nella persona e anche nelle tesi che la presenta, ma si sente? E anche nelle tesi che la presenta, ma siccome questo esempio è un esempio molto calzante, noi diciamo tutti che abbiamo pochi laureati, siamo alla coda dell'Italia, alla coda dell'Europa, una percentuale molto bassa. Contemporaneamente chi vive in una comunità sa che quei pochi laureati in gran parte non hanno uno sbocco professionale adeguato. Io sono consigliere comunale del mio paese, di Benetutti, e mi sto informando della situazione sociale del mio paese, e la metà dei laureati del mio paese d'estate, quando possono, fanno i camerieri o fanno un altro lavoro legato all'attività turistica stagionale, cioè non trovano sbocchi occupativi legati alla loro professione. Noi faremo 3.000, abbiamo istituito 3.000 borse di studio per laureati che devono completare la preparazione di alto livello. Poi, quando questi finiranno questi corsi in Inghilterra, in America, in Francia, in Germania, dovranno tornare, vorremmo che tornassero in Sardegna e avessero le opportunità per mettere a frutto interamente la preparazione che gli è stata data, che hanno acquisito. Cioè bisognerebbe avere in Sardegna, più che preoccuparsi di dargli la possibilità, come diritto allo studio, di prepararsi adeguatamente, bisognerebbe preoccuparsi molto di più di trovare qui l'atterraggio adeguato a Borre, a Bilbio, a Silano, a Benetutti, a Isli, dove volete voi, dove questi giovani talenti possono mettere a frutto la loro preparazione e realizzare le proprie ambizioni, perché non vedo una ragione per condannare questi talenti a un destino di piccolo cabotaggio nella propria isola. In Sardegna questo elemento non è stato ancora affrontato. Noi non sappiamo come fare a riportare in Sardegna le nostre migliori intelligenze, perché non sappiamo qual è la piattaforma che avremo domani dell'economia e del lavoro in generale. Non parliamo della Sardegna centrale, non parliamo dello spopolamento, non parliamo delle dimensioni demografiche che noi avremo davanti, sono catastrofiche, almeno per come la vedo io, perché la Sardegna nel giro di 40 anni dovrebbe perdere circa 400.000 abitanti, cioè scendere da 1.600.000 che siamo oggi nel 2040, nel 2050 a 1.250.000 abitanti, cioè una perdita di quasi un quarto della popolazione, che praticamente